Free Palestina, un murales per dire che la Palestina deve essere libera. Parte anche da Favara questo segnale, questo grido per dire soprattutto stop al genocidio, stop alla guerra. Un murales voluto dal Consiglio Comunale e sposato da tantissime associazioni del territorio che l'artista Palumbo sta realizzando. Un momento importante che parte da Favara, un segnale di grande condivisione di quello che dovrebbe essere un'unica terra libera e abitata da tutti. Ma sentiamo alcuni dei protagonisti. Sì, oggi siamo qui a realizzare questo murales insieme a tante associazioni che operano sul territorio. Ricordo la CGIL, l'AMBI, l'Arci, ma anche Fabaria Donna, Area Zero, Centro Giorgi Santi, Immagina. Tutti assieme abbiamo appunto prospettato l'idea di lanciare un messaggio, che innanzitutto è quello di condanna totale alla guerra, di promozione della pace e poi anche quello di riconoscere la Palestina come Stato sovrano. L'Italia conosce bene questo processo di unificazione e legittimazione nazionale che parte con il Risorgimento e che si conclude con la Resistenza, quindi noi italiani sappiamo cosa significa e quindi dobbiamo stare dalla parte della Palestina, due popoli, due stati. Oggi siamo qua proprio per la realizzazione di questo murales, per dire sì alla Palestina, sì ad Israele, per l'autodeterminazione dei due popoli. Noi perseguiamo quella che era la linea politica di Arafat e di al-Fatah, cioè due stati per due popoli, affinché assolutamente tutti e due i popoli abbiano una loro casa, un loro Stato e siano assolutamente autodeterminati e che si dica no a questa guerra e che finisca questo genocidio. Era un atto dovuto, un atto simbolico ma dovuto. Quando i miei consiglieri comunali mi hanno proposto questa iniziativa l'ho accolta subito con grande piacere perché c'è troppo silenzio intorno a questa tragedia. Siamo stati tutti pronti giustamente a manifestare la nostra solidarietà al popolo ucraino. Oggi vedo purtroppo troppo silenzio e stiamo vedendo dei massacri di civili inermi, migliaia di bambini massacrati e addirittura sono iniziate le morti per fame dei bambini nei territori palestinesi e questo non è possibile farlo passare in silenzio. Oggi non stiamo sicuramente risolvendo il problema, ma stiamo gettando un seme, stiamo dimostrando la nostra vicinanza. Luca Palumbo, l'autore del murales, una frase semplice ma molto significativa. Direi proprio di sì, è una frase semplice ma significativa per quello che sta succedendo oggi. È una bellissima iniziativa, soprattutto quella che è stata promossa dal Consiglio Comunale all'unanimità, perché appunto, come hanno detto bene in questi interventi, non si può essere divisi in una situazione come quella della Palestina e oggi stiamo cercando di dire la nostra, con la raccolta firme, stiamo cercando di dire la nostra con l'arte, infatti sto realizzando questo murales che è un messaggio chiaro, un messaggio incisivo, con la speranza che questo messaggio venga recepito da molti. Tantissimi cittadini si chiedono cosa poter fare per la Palestina, ci sono 45.000 morti tra civili, una catastrofe umanitaria. Forse l'unica cosa che possiamo fare è mostrare una solidarietà ai fratelli palestinesi riconoscendo il loro Stato. Allora cosa stiamo facendo? Con l'associazione schierarsi a livello nazionale dobbiamo arrivare a raccogliere 50.000 firme. Con 50.000 firme depositeremo una legge di iniziativa popolare al Senato dove chiediamo il riconoscimento dello Stato palestinese con capitale Gerusalemme Est. Assolutamente sì, dobbiamo finire lo sterminio del popolo palestinese che purtroppo è in guerra da circa poco meno di 80 anni, ha diritto ad avere il suo Stato, i suoi figli, i suoi bambini, i suoi uomini hanno diritto a una vita civile, a una democrazia. La mia presenza qui vuole essere oggi un altro segnale di presenza per dire che finalmente un massacro senza precedenti va fermato, perché è il massacro di un popolo che va bloccato e noi sosteniamo da tempo e lo ribadiamo ogni qualvolta possiamo e lo ribadisco anche qui io stasera che ormai la comunità internazionale
internazionale deve prendere coscienza di un fatto, che la guerra va fermata, che questo popolo non può essere massacrato e soprattutto che la soluzione definitiva è quella in quella striscia di territorio, in quel territorio di due popoli e due stati. L'essere umano nasce libero e tale deve restare sino alla morte. Nessuno può arrogarsi il diritto di pensare che la mattina si svegliano e si prendono territori, si bombardano, si fanno morire di fame ragazzi, bambini, donne, solo perché vorrebbero impadronirsi della terra del vicino. Parte anche da Favara il grido di tante associazioni, della CGIL, di tanti cittadini per dire due popoli, due stati.